La Calabria, una regione che non smetterà mai di stupirci. Abbiamo deciso di continuare il nostro viaggio all'interno dei castelli meglio conservati sul nostro territorio. Siamo sul Mare Ionio, pronti ad immergerci in una realtà fatta di regni e di principi, di mutazioni e miglioramenti, che nonostante i secoli e i numerosissimi avvenimenti che si sono susseguiti nella nostra terra, è ancora in piedi, pronto a splendere come il sole in cielo. Insomma, mettetevi adagio e preparate la vostra attenzione, perché noi stiamo per partire. Cari amici telespettatori, benvenuti in una nuova puntata del Viaggio nella Storia. E ad attendere noi e le nostre telecamere la gentilissima assessore Donatella Novellis, che ringrazio ancora una volta per avermi concesso l'opportunità di raccontarvi la storia di questo magnifico castello. Innanzitutto grazie a te e grazie a lei per l'attenzione al nostro territorio, alla nostra comunità. Corigliano Rossano appartiene a quella che è la Sibaritide antica storicamente, quindi siamo custodi di una stratificazione secolare di storia, di popoli, di civiltà che custodiamo gelosamente, ma non per questo non vogliamo che sia appunto di comune fruizione, per come è giusto che sia la tutela e la valorizzazione dei beni culturali. In questo momento ci troviamo al Castello Ducale, quindi nel centro storico di Corigliano, che è uno, insomma, dei simboli della città. Tanto c'è da dire, tanto c'è nel territorio, dalle attestazioni preistoriche più antiche, quindi penso al sito di Favella, penso ad altre attestazioni importanti, fino all'età coloniale, quindi alla presenza magno-greca, quindi di Sibari, ma poi degli italici nel territorio, e poi la presenza romana e quello che è avvenuto nel tardo antico e nell'età medievale. È un territorio che sicuramente va visitato, quindi vi aspettiamo, vogliamo accogliervi numerosi. È un territorio che va conosciuto, perché poi soltanto quella conoscenza permette di amare e di avere consapevolezza di quanto siamo ricchi, perché siamo straordinariamente ricchi. Spesso non sapere quanto si possiede anche nel proprio DNA allora porta a non conservare sentimenti di amore verso la propria comunità e il proprio territorio. Prima di addentrarci nelle bellissime stanze del castello di Corigliano Calabro, trovo giusto soffermarmi sulle famiglie che si sono susseguite in questo bellissimo posto. E quindi dobbiamo rifarci a Roberto Guiscardo nel 1045, la venuta dei Normanni in Calabria. Poi subito dopo bisogna passare ai San Severino, sì, ritornano i San Severino sul nostro programma. E subito dopo dai San Severino si passa ai Salluzzo. Dai Salluzzo siamo intorno al XVII secolo. Poi dopo, subito, nel XIX secolo, i Salluzzo cedettero il loro castello ai Compagna. Dottoressa Lebrano, grazie per averci accolto in questo splendido castello. Quello che noi vediamo qui oggi è questo bastione, questa torre principale che, come ben ci spiegavate, diede origine a tutto questo. Noi ora vediamo questa imponente architettura, vediamo la possenza di questo castello ormai formato, ma in origine vi era semplicemente questa torre, quindi la storia del castello, le origini di tutto questo risale ai Normanni. Esatto. Il primo impianto del castello ducale è appunto il primo basamento, diciamo, della Torre Massio. Il sopralzo ottagono che vediamo qui si deve poi alla famiglia Saluzzo, quindi siamo superata la metà del Seicento. Il primo impianto si deve intorno al 1073 con la venuta dei Normanni. Con la venuta dei Normanni e il Guiscardo che hanno seminato un po' di castelli in tutta la regione. Esatto, riesce diventa signore di questi territori, diventa il feudatario, e di conseguenza si rende necessario creare un avamposto fortificato, innanzitutto per imporre fisicamente la presenza sul territorio, inoltre per prevenire e curare anche eventuali attacchi della vicina Rossano, che era una delle capitali dell'impero bizantino e di conseguenza mal tollerava. Quindi mi perdono, la torre fungeva da potere per i Normanni, per gestione di potere possiamo dire, e allo stesso tempo aveva una
funzione difensiva, cioè vedere quello spettacolo così spallante dinanzi ai nostri occhi. Oggi, ringraziando Dio, non vediamo nessuno, ma possiamo immaginare gli attacchi che nel Medioevo erano comuni, purtroppo, bisogna dire. Anche pirateschi, ovviamente. La verità, per difesa del territorio. Poi naturalmente ha avuto più fasi che andremo a vedere. Ha avuto più fasi, quello che vediamo adesso, l'impianto che vediamo adesso del Castello Ducale è frutto di un'agglutinazione di edifici e di corpi nel corso dei secoli. Adesso il vento non ci aiuta, diciamo, perché Ci è avverso. ma possiamo ammirare un bellissimo busto. Innanzitutto mi viene in mente la domanda, da chi è stato fatto? Allora, questo busto si riferisce alla cappella di Sant'Agostino che vedremo a breve, è un busto appunto di Sant'Agostino realizzato da Pietro Bernini, il padre del più famoso Gian Lorenzo Bernini. E chiaramente si deve alla famiglia Saluzzo, che è la realizzataria della cappella di Sant'Agostino che visiteremo adesso. Ti faccia strada. Ed eccoci all'interno della cappella di Sant'Agostino, voluta dai Saluzzo, rimaneggiata dai Compagna. Dunque, la cappella è stata voluta dai Saluzzo, mentre l'impianto decorativo che noi stiamo osservando è quello del barone Compagna. La cupola è un fantastico lavoro del Girolamo Varni, il trionfo della fede, dove noi stiamo ammirando 2 registri, dove sono stati sistemati personaggi importanti legati al culto cristiano in alto e personaggi della vita terrena nel registro inferiore. La pala d'altare si deve al Morelli, la Vergine delle Rose. Stiamo parlando di un capolavoro, cari amici telespettatori. Soffermiamoci sul pannello centrale. Possiamo cogliere, se osserviamo bene la Vergine, il momento esatto in cui viene manifestato l'amore materno della mamma verso suo figlio. Un dipinto su tavola capace di dimostrare tutte queste emozioni. Viene rappresentata una mamma piuttosto che una Madonna, infatti sono molto curati i tratti che simboleggiano l'amore di una mamma verso il figlio rispetto magari ad altri aspetti del dipinto che magari sono più manieristici. Ok, proseguiamo il nostro viaggio. Il nostro viaggio ci imbattiamo in questa camera da letto, ma la sobrietà. Che vediamo? Vediamo pallotti degli altari, possiamo vedere le decorazioni, poi vediamo quest'opera che è di una bellezza veramente da far rimanere a bocca aperta. Ci troviamo nella camera da letto del barone, allestita come camera da letto del barone. In realtà tutte queste sale erano in realtà dei salottini di rappresentanza. Infatti questa sala che chiamiamo camera da letto del barone è altrimenti nota come sala verde oppure sala degli sterni. Questo perché originariamente le pareti erano coperte da una carta da parati dipinta in un verde scuro, mentre invece il soffitto di questa e di tutte le stanze a seguire era decorata probabilmente dal Varni, lo stesso della cupola per intenderci, con carte da parati dipinte. Chiaramente durante i lavori di restauro sono state asportate, parte sono state restaurate e esposte nelle sale successive, parte ovviamente si sono irrimediabilmente rovinate, parte devono essere restaurate. Stiamo parlando di un arco cronologico che va dal 800, è sempre impianto decorativo voluto dal barone Compagna. Ok, quindi l'impianto decorativo stiamo parlando sempre della famiglia Compagna. Esatto, tutto quello che vedremo è della famiglia Compagna. Ok. Il soffitto in particolare era decorato con carte da parati dipinte, con un gusto chiaramente barocco molto deciso, con stemmi da campo delle famiglie Durazzo Aragona, un sfondo bianco scuro e delle foglie d'oro molto fitte. Mentre quello che possiamo vedere... Il dipinto è un dipinto attribuito, non è firmato,
firmato, è un dipinto attribuito a Giovan Battista Gaulli, detto il Baciccio. Sicuramente è un dipinto di rilevanza, tant'è vero che mi hai detto che andrai al Museo Diocesano del Codex, vedrai una copia in piccolo, diciamo, di questo dipinto esposta al Museo Diocesano, quindi sicuramente ha una certa importanza. Perdonami, per contestualizzare una domanda magari da chi è più addentrato in questo campo, i paliotti degli altari che fanno in una stanza? I paliotti degli altari sono un'acquisizione acquisizione del barone. In realtà questi paliotti, che hanno una fattura incredibilmente di pregio, sono i paliotti, cioè il paliotto è il rivestimento frontale dell'altare, da dove provengono? Questi provengono dall'abbazia del Patir, che è un complesso monastico basiliano del 1100 che si porterò in una puntata. Bravissimo. Porterò in una puntata. Allora, noi continuiamo il nostro viaggio, ci battiamo in quel che possiamo, in quel che sembra un enormi mappe, che significato hanno, voglio dire, i nostri amici telespettatori che guardano tutte queste immagini dell'antichità che si spalancano dinanzi ai loro occhi. Ci troviamo nello studio, il cosiddetto studio del barone. Di questa stanza la cosa più importante, una cosa che spesso passa inosservate, sono queste litografie autorizzate dalle litografie originali del Sennone. Facciamo un passo indietro. Sì. L'abate di Sennone era un abate francese che nel 1790 fece il suo Grand Tour. Il Grand Tour era questa moda nei rampolli dell'aristocrazia settecentesca, a un certo punto, di andare a farsi una sorta di tour, proprio un tour effettivamente in tutti dei viaggi per apprendere e conoscere le realtà dei vari territori. Per i più fortunati anche nei possedimenti oltreoceano, non avevano nelle mezzi, colonie. Fortuna nostra, l'abate di Sennone era uno di quelli che si portò un entourage di un certo livello, e del suo Grand Tour ci restituisce un'enciclopedia che troviamo in copia lì sul tavolo e si chiama Voyage Pittoresque. Attraverso il Voyage Pittoresque il Sennone ci racconta, in lingua francese chiaramente, una descrizione di tutti i luoghi che visita, una cartografia, seppur approssimata ovviamente, del suo percorso, e delle litografie, cioè delle immagini, delle fotografie, quando la fotografia ancora non c'era, di quello che lui vedeva. Quella relativa alla porzione di Calabria Citeriore in cui ci troviamo, cioè la Sibalidine. In particolare siamo passati poc'anzi per venire. Il ponte canale che si trova sull'attuale via Roma, sì. Una spiaggia sul Crati, la foce del Crati, il primo concio della Ligurizia. Ed ecco che arriviamo in questa bellissima sala, nota al pubblico come Sala degli Specchi, un tripudio di elementi barocchi, di impianto originale, pensate voi, cari amici telespettatori. Soltanto il pavimento fu fatto installare successivamente durante i restauri. Il salone si chiama Salone degli Specchi, proprio da questi specchi che accompagneranno tutto il nostro cammino all'interno di questa sala. La sala da ballo del barone. Chiudendo gli occhi possiamo immaginare gli eventi che l'aristocrazia di Corigliano celebrava. Se si alzano gli occhi invece possiamo perderci nell'opera del Perrici, con il fregio dorato che corre sulle pareti. Qui dovrebbe esserci un gioco di prospettiva nelle pareti per vedere le menadi danzanti in 3D, diremmo oggi. Il palcoscenico della vita sta subito dopo le nostre teste. Il salone viene scoperchiato su questo cielo stellato e popolani coriglianesi nel costume dell'epoca assistono agli eventi. Allora, naturalmente abbiamo visto alcune delle stanze di questo castello, ma come dicevamo prima, noi siamo qui per un motivo, perché il castello in origine non era, come abbiamo già spiegato prima ai nostri amici telespettatori, quello che noi stiamo già vedendo, vale a dire le evoluzioni che ha avuto, ma il castello in origine era quella torre lì. Esatto. Quella torre lì, e noi ora stiamo andando per lì. Va bene, andiamo, vai.
che entriamo in questa magnifica torre. Naturalmente, come dicevamo, la torre è il primo nucleo del castello, rimaneggiata dai Salluzzo, e l'impianto decorativo che noi stiamo vedendo è quello voluto dal barone Compagna. Affrescata da diverse figure, ci perdiamo nei particolari di queste magnifiche figure. Sembra quasi di tornare indietro nel tempo, cari amici telespettatori, all'epoca dei principi e dei guerrieri. E per essere più precisi, stiamo per salire su un unicum del meridione, la scala elicoidale, alta 25 metri e conta all'incirca 134 gradini, realizzata da maestranze napoletane. La torre si compone di 5 livelli, tutti completamente affrescati. L'impianto decorativo probabilmente si deve al Varni. Si passa da decorazioni geometriche come quello del primo livello, mentre noi che siamo al secondo possiamo ammirare scene della Gerusalemme liberata. Facendo attenzione, saliamo la scala per osservare in miglior modo possibile questo panorama che si spalanca dinanzi ai nostri occhi. Il livello successivo, quello che noi stiamo osservando in questo preciso momento, stiamo notando i 4 tondi sul soffitto, con le 4 virtù cardinali: fortezza, giustizia, temperanza e prudenza. Lascio spazio qui alle immagini, facendovi perdere nella bellezza di questi affreschi. In questo castello principesco abbiamo riscoperto la vita di corte, tra i Salluzzo e il barone Compagna. Ripercorrendo le diverse fasi storiche, siamo tornati alle origini legate al fenomeno dell'incastellamento con i Normanni, assaporando ancora una volta il Medioevo che ha accompagnato il nostro cammino. Amanti della vita di corte, vi invito a visitare questo magnifico castello e a godervi il panorama della bellissima Corigliano Rossano. Ah, lasciatemelo dire, quanto amo la mia terra. E pensate un po' che abbiamo visto nemmeno la metà dei nostri favolosi castelli. Pensate voi, cari amici telespettatori, quanti altri castelli ci stanno aspettando, pronti a raccontarci la loro storia. Ed eccoci giunti qui. Abbiamo ripercorso le diverse fasi che ha avuto questo antico centro, ringraziando sempre la dottoressa Febbraro per la sua cordialità e la sua disponibilità a farci conoscere, ad aprire questo antico capitolo di storia della nostra regione a voi, cari amici telespettatori. Io vi ringrazio per avermi seguito e vi do appuntamento al prossimo viaggio nella storia, sempre qui su Teleuropa Network.